Una bella novità per Carnia Pistons, Arianna Doriguzzi sta affrontando con ottimi risultati il campionato italiano Rally Sparco assoluto e per il momento dopo 3 gare in testa al campionato. Questo vuol dire anche prevedere sì quello che poteva essere un buon risultato, ma mantenere anche i pronostici, è vero? Sì, siamo partiti con questo campionato con l'ottica di fare chilometri e di imparare sempre di più la macchina, che è stata una macchina nuova per me. Non ci avevo mai corso, però diciamo che dopo 3 gare sono soddisfatta dei risultati che stanno arrivando. 3 gare di campionato, qual è stata quella dove hai capito che puoi dire la tua da subito, oppure più o meno quando hai preso le misure con la tua Peugeot Rally 4? È stato sempre un crescendo, quindi io penso che al Targa Florio ho capito che a strade a parte, perché sono molto difficili, ho capito che posso dare di più rispetto a quello che sono i risultati di adesso, però sono soddisfatta. Arianna, cos'è cambiato a livello di vettura? Hai dovuto prendere le misure con un concetto nuovo, una Rally 4, perciò una vettura turbo dove la cambiata è a regimi molto bassi rispetto a altre, perciò non è stato, immagino, facile all'inizio adattarsi subito su una vettura di questo genere. No, per niente, abituata ultimamente poi con la Clio Gruppo A, passare a un 208 Rally 4 è stato veramente difficile. Eri abituata magari alla cambiata con dei giri molto alti con il Clio Gruppo A, qui invece cambia completamente, immagino prima 6-7 mila giri, adesso quando sono 3 mila giri cambi. Sì, infatti non è stato proprio semplice abituarsi a questa cosa. Sinceramente mi sono trovata più subito con la Clio e col 208 ho fatto un po' più di fatica, però un po' alla volta ci siamo. Con un navigatore esperto come Simone Crosilla, che comunque di gare ne aveva parecchie, perciò immagino sia uno che ti può affiancare in maniera ideale in questo caso. Sì, infatti la scelta è ricaduta su di lui come navigatore, in quanto secondo me e secondo tutte le persone che mi stanno seguendo, era la persona con cui io comunque avevo già un'amicizia prima e per me questo è importante, e poi con la sua esperienza mi sta veramente aiutando tanto. Immagino che sia tu una dei pochi friulani ad affrontare il campionato italiano nella sua interezza. Sì, siamo io e Doretto e secondo me comunque è un orgoglio essere tra di loro. Lui con la Clio Rally 5 e tu Rally 4, solo in 2 sono un po' pochi perché la nostra regione ha una tradizione molto forte nei rally, però dovete tenere alta la bandiera del Friuli Venezia Giulia nel campionato italiano entrambi. Sì, infatti ci sarebbero veramente tante persone che meriterebbero un posto in un campionato italiano, però purtroppo non è possibile e quindi faremo noi il possibile per rappresentare al meglio la nostra regione. Per il momento sei in testa al campionato italiano nella femminile, quale sarà la scelta, diciamo, nelle prossime gare? Andare cauta, mantenere sempre il controllo della gara per portare punti importanti? Sì, la prossima sarà il Rally di San Marino su terra e per me sarà la prima volta su terra, quindi l'obiettivo è quello di arrivare e fare più punti possibili. E in base a quello poi vedremo per il Rally di Roma Capitale, che quello sarebbe veramente un sogno poter partecipare. Ecco, San Marino, perciò tu hai già avuto la possibilità anche di provare la vettura su terra perché cambia completamente. No, ancora niente, quindi penso che la proveremo direttamente allo shakedown e sarà tutta una novità come d'altronde tutto questo campionato. E poi dicevi un attimo fa, a Roma Capitale, una gara che ha un prestigio molto importante, una visibilità internazionale. Sì, infatti, è proprio una gara di campionato europeo, quindi ci sono il doppio di chilometri rispetto alle gare che sto affrontando adesso. Le strade saranno sempre comunque complicate, però sarei curiosa di mettermi in gioco in un livello ancora più alto. Quale potrebbe essere? Io poter affrontare comunque una gara di europeo è già un bel obiettivo. Ricordiamo che Roma Capitale fa parte anche del campionato europeo. Sì, e sicuramente ci saranno dei nomi importanti, quindi sarebbe veramente bello poterlo fare.